certezza di infiltrazioni mafiose in Veneto, l'ha detto oggi il presidente della regione Zaia in aula bunker a Mestre come parte lesa nel processo contro i casalesi a Eraclea. La Procura di Milano ha emesso un nuovo ordine di arresto per l'ex terrorista Luigi Bergamini, attualmente in Francia e già condannato per l'omicidio del macellaio Lino Sabadin, ucciso a Santa Maria di Sala nel 79. Maxi furto in un'abitazione di Santa Croce a Venezia, almeno 4.000 euro in contanti e circa 60.000 euro di gioielli, il bottino, volanti lagunari e scientifica sul posto. Bosco dello Sport e fondi del PNRR. Si è tenuto oggi l'incontro a Roma tra il sindaco Brugnaro e il ministro Fitto, che darà risposte entro la fine del mese sui chiarimenti chiesti dalla Commissione europea. Se si vuole che il festival nei giardini risollevi via Piave non si organizzi più una sagra ma si coinvolga il quartiere, così il consigliere comunale Ticozzi sulla decisione del comune di aumentare a 90.000 euro il budget per la manifestazione. A Venezia rischiano di scomparire anche i panificatori artigianali, ne rimangono solo 18. Per poter offrire un supporto a queste attività il comune ha concesso la possibilità di servire bevande ai clienti. La pittura come mezzo d'espressione che supera le barriere e promuove l'inclusione sociale. Venezia ha celebrato la giornata mondiale sull'autismo con una mostra d'arte alla Misericordia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi vi sottopongo il nostro sondaggio di questa sera in vista della puntata di Ring alle 21:15 dedicata alle elezioni comunali a Treviso, e allora si chiede a voi di esprimervi su questo. Affitti troppo cari in città? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. È chiaro che il tema affitti coinvolge un po' tutte le realtà e non solo del Veneto. Abbiamo la certezza di infiltrazioni mafiose in Veneto, l'ha detto oggi il presidente della regione Zaia, interrogato come ultimo testimone in aula bunker a Mestre nel processo contro i casalesi a Eraclea. Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti. Oggi non abbiamo più questa convinzione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto, ed è giusto evidenziare questo. Il governatore Zaia è stato l'ultimo testimone eccellente nel processo sulla presenza dei casalesi a Eraclea, oggi pomeriggio nell'aula bunker del Tribunale a Mestre, e in cui la regione si è costituita parte civile. Zaia ha anche detto di non aver mai avuto notizie prima dell'arresto di Donadio a febbraio 2019 della presenza di un'associazione mafiosa o di infiltrazioni mafiose a Eraclea. Ho fatto il mio dovere, la regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. La regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini non solo di costituirsi ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va. Dopo questa testimonianza il dibattimento si chiude. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, altri sono sotto giudizio per giri di appalti poco chiari, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco. Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e legami tra esponenti della camorra originari della Campania, imprenditori e politici di Eraclea, oltre che bancari, professionisti e componenti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni, come confermato dalla sentenza del rito abbreviato, il clan mafioso aveva gestito i propri affari nella zona, stringendo alleanze con la politica e l'imprenditoria locale. Il boss dell'organizzazione, ora libero, era considerato Luciano Donadio. E la Procura di Milano ha emesso un nuovo ordine di esecuzione pena con carcerazione per l'ex terrorista Luigi Bergamini, attualmente in Francia, già condannato per l'omicidio del macellaio Lino Sabadin, ucciso a Santa Maria di Sala nel 1979. Per un errato calcolo sulla prescrizione, il nuovo provvedimento aumenta la pena residua di 2 anni, portandola quindi a 18 anni e 11 mesi per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti, del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna tra il 78 e il 79. Bergamin, 74 anni, è uno dei 10 ex terroristi italiani per i quali la Corte di Cassazione francese ha recentemente negato l'estradizione.
Sono ingenti i danni provocati da un incendio che ha bruciato un capannone agricolo di 150 metri quadrati a Caltana di Santa Maria di Sala, distrutte dalle fiamme anche delle auto d'epoca. Oltre alle attrezzature agricole sono bruciate anche 4 automobili, di cui ben 3 di interesse storico. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 23 per domare le fiamme che avvolgevano un casolare in aperta campagna a Caltana, in comune di Santa Maria di Sala. Le operazioni di spegnimento della struttura, di oltre 150 metri quadri disposti su 2 livelli, un tempo un vecchio fienile, si sono concluse alle 3 di notte. All'interno del casolare erano anche presenti delle bombole. Nessuna persona è rimasta ferita. Massiccio il dispiegamento di forze dei vigili del fuoco arrivati da Mira, Mestre e Padova con i volontari di Milano, con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala, il carro NBCR, nucleare biologico chimico radiologico e 16 operatori coadiuvati dal caposervizio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno posto la struttura sotto sequestro. Maxi furto in Laguna ieri pomeriggio in un'abitazione di Santa Croce in Fondamenta de Carizzi, dove le volanti lagunari del 113 sono intervenute, un bottino di almeno 4.000 euro in contanti e poi monili per circa 60.000 euro, di cui i malviventi si sarebbero impossessati senza trovare resistenza né dover usare maniere forti. Non è chiaro se soldi e gioielli si trovassero in una cassaforte, ma una volta all'interno i ladri hanno fatto man bassa sapendo dove mettere le mani. La presenza di monili per un valore così importante apre a diverse ipotesi sul perché fossero custoditi nell'immobile. Sarà compito della squadra mobile ora ricostruire il fatto, su cui al momento c'è l'assoluto riservo. Bosco dello Sport, cambiamo tema, lasciamo la cronaca e soprattutto il suo legame con i fondi del PNRR. Si è svolto oggi l'incontro a Roma tra il sindaco Brugnaro e il ministro Fitto, che darà la sua risposta entro la fine del mese. Il sindaco Brugnaro si è recato a Roma per incontrare insieme al collega di Firenze Nardella e al presidente dell'ANCI e sindaco di Bari De Caro il ministro per gli affari europei Fitto. La Commissione europea ha chiesto delle ulteriori verifiche, degli ulteriori documenti al governo italiano che il governo italiano sta cercando di predisporre. Li ha chiesti direttamente al governo, non al comune, perché ricordo che i progetti che sono stati presentati sia da Venezia sia da Firenze, e in entrambi i casi riguardiamo interventi legati allo sport. Firenze si tratta della ristrutturazione dello Stadio Franchi, mentre Venezia si tratta del progetto più complessivo del Bosco dello Sport. L'incontro dovrebbe dunque servire a sbrogliare la matassa sempre più complessa dei fondi del PNRR in bilico per finanziare i progetti delle 2 città. Mentre la Premier Meloni rassicura, ma PD e 5 Stelle sollecitano un confronto in Parlamento. Il governo aveva dato l'ok in accordo con la Commissione europea ai progetti ancora un anno fa, quindi insomma pare molto strana anche questa cosa, no? In cui il governo dà l'ok insieme alla Commissione europea ai comuni per i progetti, e adesso invece ha chiesto ulteriori modifiche, quindi insomma auspichiamo che tutto si risolva per il meglio e che si proceda quanto prima per utilizzare questi fondi. Dopo Pasqua il ministro si confronterà con gli altri e a fine mese dovrebbe riferire al Parlamento. Ma secondo le opposizioni non c'è nulla da discutere. Brugnaro va a difendere l'indifendibile, scrive in una nota il consigliere Giovanni Andrea Martini. Il Bosco dello Sport, continua, è un'enorme operazione di sovvenzionamento pubblico di interessi privati. Viene facile da pensare che a beneficiarne, si legge ancora, saranno soprattutto i privati che costruiranno le nuove strutture e quelli che li gestiranno. Una follia, conclude. Se si vuole che il festival nei giardini risollevi davvero via Piave, non si organizzi più una sagra ma si coinvolga l'intero quartiere. Così il consigliere Ticozzi sulla decisione del comune di aumentare a 90.000 euro il budget per la manifestazione. Il rischio è che, ripetendo le gestioni degli scorsi anni, si abbia una nuova sorta di sagra della porchetta con cover band che, appena è terminata,
non lascia nulla in quel territorio, se non l'occupazione temporanea degli spazi per i giorni della manifestazione. Per risollevare via Piave, meno sagre della porchetta e più coinvolgimento del quartiere, osserva il consigliere comunale Paolo Ticozzi, perché pur essendo lodevoli iniziative, le passate edizioni del festival nei giardini di via Piave hanno lasciato l'amaro in bocca per molti motivi: la scarsa partecipazione dei residenti e lo scarso coinvolgimento del tessuto culturale, associativo e commerciale del territorio. A fronte di 2 edizioni di un'iniziativa non particolarmente riuscita, l'amministrazione di centrodestra cosa fa? Aumenta il budget, da 45.000 euro passa a 90.000 euro. Questo di per sé non è una cosa negativa. L'importante però è vedere come saranno gestiti questi soldi e a chi saranno assegnati per l'organizzazione di attività in quel luogo. Se quindi il Comune ha intenzione di passare da 45.000 a 90.000 euro di finanziamento per l'iniziativa, allora, secondo Ticozzi, si potrebbe fare un lavoro importante coinvolgendo tutte le realtà del territorio, promuovendo iniziative che creino tessuto sociale, facendo intrecciare rapporti e legami anche tra i cittadini storici e i nuovi cittadini. La cosa importante, secondo me, è che con quei soldi si riescono ad attivare le energie che sono già presenti nel territorio, che si faccia un lavoro di animazione di comunità che metta insieme le persone che ci vivono, compresi i tanti cittadini di origine straniera che vivono in quei luoghi, e diventino occasioni di incontro, di crescita e di formazione di un tessuto sociale che a volte non è così forte in quell'area. E a Venezia rischiano di scomparire anche i panificatori artigianali, ne rimangono solo 18 e il Comune ha concesso loro eccezionalmente di servire bevande ai clienti. In questi ultimi 25 anni Venezia ha perso i 2/3 dei forni, da circa 50 forni della fine degli anni 90, oggi siamo arrivati a 18. Paolo Stefani, presidente dell'Associazione Veneziana Panificatori e titolare dello storico Forno Colussi, qui col nipote che rappresenta la 7ª generazione dell'attività di famiglia, parla con cognizione di causa. Oltre ai 18 panifici artigianali di Venezia città, ne rimangono solo altri 9 attivi nelle isole. L'intero settore è a rischio estinzione. I panificatori a Venezia sono la storia di Venezia. I panificatori veneziani hanno un metodo che è solo veneziano di fare il pane per l'umidità alta che c'è. Quindi questa iniziativa serve per dare forza ai panificatori, ai forni, vogliamo tenere accesi i forni. Invertire la tendenza non è facile in questo come in altri settori della vita veneziana, ma ogni mezzo è lecito. Il Comune, ad esempio, ha concesso la possibilità di servire bevande ai clienti dei panifici artigianali per offrire un supporto ulteriore a queste attività così importanti per la vita quotidiana e per l'identità stessa di una città. C'è una necessità totale di mantenere almeno il salvabile, mantenere chi c'è ancora, perché quando un forno chiude non viene più riaperto. Ci fermiamo ora per qualche istante, a tra pochissimo. Di nuovo in studio con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dalla siccità in questa seconda parte, perché potrebbe essere peggiore di quella dell'anno scorso, secondo il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che a Portogruaro ha lanciato l'allarme incontrando i sindaci per fare il punto sulla situazione. La mancanza d'acqua è una questione sempre più seria. La pochissima pioggia accaduta quest'inverno e nel primo scorcio di primavera prefigura una siccità peggiore di quella già eccezionale che aveva colpito nel 2022. A Portogruaro i 30 sindaci che fanno parte del territorio gestito dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, 1140 km² a ridosso della fascia costiera compresa fra la laguna di Venezia e il Tagliamento, affrontano un tema che richiede politiche di lungo termine. Manca una governance che comprenda un po' tutti gli enti, e di questo parlo le 2 regioni ovviamente, e soprattutto una programmazione che abbia una visione che non sia a oggi, a un anno, a 10 anni, ma a 20, 30, 40, 50 anni. Accanto alla programmazione di interventi a lungo termine, però, occorrono anche azioni immediate. I fiumi e i corsi d'acqua, che concorrono alla gran parte dell'irrigazione delle culture, alla conservazione dell'ambiente e agli usi civili e industriali, sono a livelli preoccupanti. Siamo già partiti a sbarrare, a portare acqua irrigua nei territori.
in modo che cominciamo già con un po' più di riserve, approfittando dell'acqua che ancora fluisce nei fiumi in maniera che non vada completamente dispersa a mare. Ma queste azioni possono protrarsi per 20-30 giorni, quindi ogni 20 giorni ci dovremmo ritrovare a verificare cosa sta succedendo. La collocazione a valle del Veneto orientale poi richiede il rispetto del principio di equa ripartizione delle risorse nell'uso delle acque dei fiumi. Più in generale, la crisi idrica deve essere affrontata nell'ambito di una collaborazione ampia e costante. Faremo un ordine del giorno dei consigli comunali, assolutamente, e manderemo un documento alla Regione chiedendo appunto questo tavolo, e penso che sia la cosa giusta, al di là ovviamente di tutte quelle volontà di l'utilizzo dell'acqua in modo etico, e su questo ovviamente faremo una campagna di sensibilizzazione in tutti i cittadini della Venezia orientale. Dal Pala Expo a Via Don Tosato, accanto alla sede legale dell'ULSS 3 Serenissima a Mestre, da stamane è aperta la nuova sede vaccinale. In questi primi 2 giorni sono previsti una quarantina di tamponi e altrettante iniezioni. Nella nuova sede sono stati trasferiti 500 metri quadri di ambulatori con accesso indipendente per i tamponi, fino a 4 le linee vaccinali attivabili, più le sale d'attesa, monitoraggio e consegna referti. La pittura come mezzo d'espressione che supera le barriere e promuove l'inclusione sociale. Venezia ha celebrato la giornata mondiale dedicata all'autismo con una mostra d'arte alla Misericordia. Forte della sua vocazione culturale, Venezia celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo con un'esposizione negli spazi degli archivi della Misericordia che dimostra come con i suoi diversi linguaggi l'arte sappia superare le barriere sociali, promuovendo una forte inclusione sociale. L'esposizione Uniti nell'arte, mostra di arte atipica, vede protagonisti Michele Molin, promotore dell'iniziativa con l'associazione Red Carpet for All, e Riccardo Meneguzzi. Riccardo è un ragazzo appunto con condizione di autismo che ha lavorato moltissimo per realizzare quadri con tema Venezia, ma anche gli animali, personaggi storici della nostra città, e che oggi espone in questa mostra per i prossimi giorni. Davvero un'occasione per, da un lato, sensibilizzare sul tema dell'autismo, dall'altro anche però per parlare di inclusione, per mettere a frutto le capacità di questi ragazzi che sono straordinari e riescono a darci queste grandi soddisfazioni. Quanti quadri hai esposti qui oggi? 10 quadri. E il tuo preferito? L'arte sulla laguna. Red Carpet for All, tappeto rosso per tutti, è un progetto veneziano di rete sociale che si rivolge a minori, adulti e anziani con processi di inclusione sociale a tutti i livelli. In questo caso lo è stato con la pittura, una delle espressioni che da sempre rappresenta per l'uomo una forma di comunicazione universale oltre ogni barriera. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco quella di Treviso, ora le previsioni del tempo, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione, il tempo si manterrà buono ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, vedete, della nostra regione. Il cielo sarà limpido e con ottima visibilità. Clima fresco con temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra i 10 e i 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo poche novità. Anche qui tanto sole, con cielo sereno al mattino, qualche addensamento nel pomeriggio, ma sempre senza piogge. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato con qualche annuvolamento, anche in questo caso innocuo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime infine sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05. Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.